Una buona giornata, ben ritrovati in diretta, eccoci qui con la nostra prima edizione di questa giornata. Torneremo con molti collegamenti dal territorio a parlare anche naturalmente della scomparsa di Papa Francesco, ma c'è la cronaca che incombe davvero in queste ore nel Veneto e nelle province a noi vicine, in particolare il Bellunese, dove ieri si è verificato un gravissimo fatto di cronaca salito necessariamente alle cronache nazionali. Un papà che ha ucciso a quanto pare a colpi di coltello e pistola un figlio di 17 anni da Lamon, provincia di Belluno, come detto. Siamo collegati in diretta con Tiziana Bolognani che è sul posto. Buongiorno Tiziana. Sì, buongiorno Lina, a te a studio. Ricomincia a piovere, il cielo sopra Lamon piange oggi per la tragedia che si è consumata fra le 17:30 e le 18 di ieri pomeriggio. Siamo in via Oltra, nella frazione di Oltra a Lamon, quella che vedete alle nostre spalle che vi sta mostrando il collega Stefano Bozzi è la casa dove è accaduta la tragedia. C'è un'auto dei carabinieri che stanno piantonando l'ingresso dell'abitazione che è stata posta sotto sequestro. Non sappiamo che cosa sia successo in quei frangenti. Certo che si ipotizza ci sia stata una lite furibonda tra Vladis Gaio, quasi cinquantenne, e il figlio Riccardo di 17 anni. Questa lite è degenerata al punto che il padre ha colpito il figlio, si è avventato sul figlio brandendo un coltello. Si ipotizza che le coltellate siano state diverse, almeno 5. Poi quando il ragazzino è caduto a terra, il padre ha preso un'arma, una pistola da macellazione così definita, un'arma che si usa per uccidere le bestie, l'ha rivolta contro se stesso e si è ucciso. Lo sparo e probabilmente anche le urla provenienti dall'abitazione hanno scosso i pochi abitanti di questa frazione che in quel momento si trovavano a casa. È anche un orario di rientro dal lavoro, è vero, prospiciente l'abitazione Gaio, c'è un bed and breakfast, ma in quel momento anche la titolare era assente, quindi è stato complicato cercare di capire, di ricostruire al meglio quanto è accaduto. Certo, qualcuno ha chiamato immediatamente il 118 e qui sono arrivate le ambulanze con l'elicottero del SUEM. Al seguito i vigili del fuoco e i carabinieri che si sono entrati in casa si sono trovati di fronte ad una scena davvero agghiacciante. Naturalmente né per il ragazzo né per il padre c'era nulla da fare ed è iniziata l'opera dei rilievi che si sono protratti fino a notte inoltrata, quando le salme sono state affidate ai carri funebri e poi portate all'ospedale. La Procura di Belluno, che sta coordinando le indagini, ha già disposto le autopsie sui corpi del ragazzo di 17 anni e sul padre. Si sa che il ragazzo lavorava da pochi mesi dopo aver lasciato la scuola che frequentava a Fiera di Primiero. Anche il papà aveva trovato un lavoro da poco tempo, ma in una situazione familiare alquanto difficile. Sappiamo che la coppia, che ha 2 figli, era separata, ma viveva separata in casa e probabilmente la moglie aveva tentato di far capire all'ex marito che era il caso si trovasse un'altra sistemazione. Così non è
stato, e probabilmente forse anche le liti fra marito e moglie erano molto ben conosciute dai figli, che probabilmente assistevano a situazioni abbastanza pesanti. Vi ho detto dell'autopsia che è stata disposta, perché gli accertamenti medico-legali saranno utili anche a ricostruire l'esatta dinamica del fatto, che vi ho detto è accaduto fra le 17:30 e le 18 di ieri sera. Una comunità stravolta, sconvolta dal dolore e dall'incredulità, quella di Lamon, ma anche quella di Oltra. Questo è una piccola frazione che si trova proprio lungo la strada che conduce a Lamon. Da qui al centro, la piazza di Lamon, ci sono poco meno di 7 chilometri, e qui ieri pomeriggio è accaduto l'indicibile, e i sentimenti delle persone che abbiamo incontrato sono tutti rivolti in questo momento al pensiero, alla moglie e alla sorellina di Riccardo, di soli 12 anni, che adesso sono assistite in un luogo protetto. Ieri la mamma è stata sentita lungamente dai carabinieri per cercare di capire anche quale fosse la relazione, quale fosse il rapporto che la donna aveva con l'ex marito. Noi stavamo aspettando, a dire la verità, il sindaco di Lamon, Loris Maccagnan, che però sapevamo essere trattenuto proprio in questi minuti in una riunione Fiume in municipio. Dovesse arrivare, vi richiederò la linea. Per il momento da Oltra, frazione di Lamon, è tutto. Ti restituisco la linea. Grazie a Tiziana Bolognani e a Stefano Bozzi sul posto per questa tragedia veramente terribile, e al momento senza un reale movente, a parte questo litigio tra padre e figlio. Allora dovremo avere in collegamento, per un altro fatto di cronaca che ci porta questa volta ad Altavilla Vicentina, il nostro Daniele Garbin, perché c'è stato un violento incendio in un appartamento che ha costretto a evacuare un intero condominio, quindi si sono vissuti attimi di grande paura nella serata di ieri. 6 le persone intossicate. Allora Daniele Garbin è sul posto con la vice sindaca Silvia Burò. Buongiorno Daniele, a te la linea. Sì, buongiorno a te telespettatori. Proprio confermo, era con me il vice sindaco che era presente ieri sera, in questo momento impegnato proprio al telefono con il comandante della polizia locale, che sta dando gli ultimi aggiornamenti, per cui in diretta proprio per quello che è possibile dire. È vero Silvia Burò, che cosa è successo e cosa le ha detto? Ma ecco, guardi, in realtà aggiornamenti, avevo chiesto appunto informazioni se c'era qualche evolversi della situazione di quella che c'era già nota a seguito della nottata, ma in realtà no, lo stato attuale vede appunto la signora occupante dell'appartamento da dove è cominciato l'incendio, che si trova attualmente in ospedale e non ha subito ustioni, ha subito però diciamo un'intossicazione per tutto il fumo che ha respirato. E la situazione ieri sera comunque in prima battuta è sembrata più grave di quella che in realtà si è appalesata, e questo grazie comunque al tempestivo intervento da parte dei vigili del fuoco e della polizia locale dell'Unione Terre del Retrone, e che hanno appunto si sono coordinati ciascuno per il proprio ruolo nell'intervento.
Diciamo che in realtà i danni si sono concretizzati solamente nell'appartamento da dove è scoppiato il tutto, e ovviamente adesso gli altri appartamenti, gli altri condomini dovranno fare le opportune verifiche, diciamo appunto per appurare che non ci siano stati danni non così visibili. A seguito dell'ispezione dei Vigili del Fuoco comunque le abitazioni sono state considerate assolutamente valide, in sicurezza per poter ritornare ad abitarci, quindi questo è stato. Sì, ecco, per riepilogo, giustamente questo è proprio l'ultimo punto, ricordiamo verso le 19, proprio per questo cortocircuito di questa lavatrice è iniziato a sprigionarsi soprattutto del fumo che proprio ha intasato l'appartamento interessato, ma anche i locali vicini, anche l'appartamento soprastante, che è uno di quelli che attualmente, abbiamo parlato con il proprietario poco fa, ci ha detto che è in difficoltà, troverà alloggio da qualche altra parte perché effettivamente i danni sono superiori a quello che immaginava. Ecco, è una situazione che ha coinvolto, ricordiamo, un appartamento di 12 appartamenti, subito verso le 19 c'è stato questo fuggi, chi ha potuto, chi invece si è rifugiato sui poggioli, quindi è stato poi messo in sicurezza dai Vigili del Fuoco che sono intervenuti con degli appositi respiratori. Insomma, un'operazione coincitata e, come dicevo, poteva essere veramente peggio. La conclusione di oggi è che effettivamente poteva andare molto peggio. Assolutamente, nella sfortuna dell'evento in realtà le cose sono andate bene e soprattutto si è contenuto e appunto si è visto che in realtà la situazione grave che appariva in prima battuta è stata proprio in considerazione del fumo, tantissimo fumo che è partito. Allora, per il momento iniziamo, buon lavoro. Grazie, arrivederci. Ecco, per il momento è tutto, a voi la linea. Grazie a Daniele Garbin che era sul posto per la parte tecnica con Simone Squarcina e con la vice sindaca. Avete sentito gli ultimi aggiornamenti. Non è stato l'unico incendio di queste ultime ore, fiamme alte, una colonna di fumo visibile da lontano hanno segnato ieri anche la giornata a Quarto d'Altino. Un incendio scoppiato sul tetto di una palazzina di 3 piani ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco per domare il rogo e garantire la sicurezza dello stabile. In questo caso fortunatamente non si sono registrati feriti. Cosa è successo? Da quello che so io stavano facendo dei lavori e praticamente sistemando il tetto ha preso fuoco, ma non so di preciso cosa. Fiamme alte e colonna di fumo che si vedeva da lontano. Poco prima delle 12 è scoppiato un incendio sul tetto in legno di una palazzina di 3 piani in Viale della Resistenza a Quarto d'Altino. L'incendio, forse innescato durante lavori di ristrutturazione, ha generato fiamme difficili da domare. Fortunatamente non si registrano persone coinvolte. Era perché aveva un'infiltrazione d'acqua, quindi dovevano sistemare un attimo, probabilmente hanno scaldato qualcosa, non lo so. Sul posto sono intervenuti 30 operatori dei Vigili del Fuoco supportati da 3 autopompe, 3 autobotti e 3 autoscale provenienti da Mestre e Treviso. Grazie alla prontezza del sistema di allarme e alla rapidità dei soccorsi, il rogo è stato circoscritto evitando danni significativi alle famiglie residenti. Le operazioni di bonifica si sono rivelate impegnative a causa delle caratteristiche del tetto ventilato in lamiera che richiedono tempi maggiori per la messa in sicurezza. Abbiamo 2 squadre di Mestre, una squadra da Cavarzere e una squadra da Motta di Livenza. Un lavoro duro, per quale motivo? Un lavoro duro perché sono tetti coibentati e ventilati, per cui è difficile raggiungere il punto dove c'è la combustione. Tra i primi a dare l'allarme Nicola Mezzavalla, custode del Museo Guggenheim a Venezia, che passava per la via. Ero passato in bicicletta e ho visto un po' di fumo, mi sono soffermato e ho visto le fiamme. E ho chiesto se era successo qualcosa, ho suonato tutti i campanelli, sono entrato nel condominio e ho fatto uscire tutte le persone che erano a casa. Dopo il completamento delle operazioni di bonifica e messa in sicurezza, i Vigili del Fuoco valuteranno se l'intero stabile debba essere dichiarato totalmente inagibile o se al contrario soltanto le famiglie residenti all'ultimo piano dovranno cercare una nuova sistemazione. Ho grande paura, fortunatamente non ci sono feriti. No, fortunatamente no, però comunque la paura rimane perché chiaramente la situazione non è ancora stabilizzata. Ringrazio sicuramente i Vigili del Fuoco perché stanno facendo un lavoro veramente incommiabile. Mi viene da dire che sicuramente tutte
tutti quegli alloggi che stanno all'ultimo piano, molto probabilmente nessuno di essi potrà essere recuperato, perlomeno per andarci a vivere e rientrare. Bisognerà capire quelli che stanno sotto, quindi quelli del piano terra e quelli del piano primo. Non appena i vigili del fuoco avranno finito le operazioni, avranno domato l'incendio, ci faranno lo stato dell'arte e faremo quello che bisogna fare, purtroppo. Questo dunque quanto accaduto, lo avete visto, a Quarto d'Altino. Allora torniamo alla cronaca di queste ore in via Roma, a Treviso, zona calda, lo sappiamo, vicinissima alla stazione, tra la stazione dei treni e la stazione dei pullman. In diretta ci sono Daniela Sizia e Nicola Marcato, perché c'è stato l'ennesimo episodio che ha riguardato un esercizio commerciale di quella zona. Un venditore di kebab di fatto perseguitato, potremmo dire così, proprio da una banda di alcuni giovani. Le aggressioni, i comportamenti scorretti si ripetono e questa volta li ha inseguiti per strada. Daniela, buongiorno. Buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori. Sì, ci troviamo di fronte all'Istanbul City Kebab. Abbiamo parlato proprio con la persona, la vittima di queste aggressioni vere e proprie, Halil, che adesso si è allontanato perché farà l'ennesima denuncia alle forze dell'ordine. Tutto è nato per un diverbio all'inizio, questi cittadini magrebini si erano avvicinati, disturbavano la clientela e lui ha chiesto soltanto di spostarsi. Da qui poi è partito tutto e ogni giorno, ogni settimana questi cittadini magrebini arrivano, addirittura lo hanno aggredito con una bottiglia, i segni li ha ancora sulla fronte, ci ha rilasciato l'intervista, ci ha detto io voglio sicurezza, io non voglio avere paura di lavorare, non voglio che mio figlio di pochi mesi, perché a 20 mesi abbia paura di scendere fino qui al mio locale. In realtà questo è accaduto anche 2 giorni fa, sono tornati, gli fanno il segno di morte al collo, gli fanno vedere il coltello, questi magrebini che hanno anche precedenti penali, e lo hanno aggredito con una bottiglia, lo hanno ferito, hanno addirittura picchiato il figlio di 20 mesi, insomma una situazione che è diventata insostenibile. Lui dice io non voglio chiudere il mio locale perché io sono venuto qui per lavoro, non faccio male a nessuno, non è più possibile andare avanti così perché mia moglie ha paura di scendere, mio figlio ha paura di scendere qui, noi abitiamo qua sopra, eppure l'ultimo episodio, ieri si sono avvicinati di nuovo questi cittadini marocchini qui davanti al locale, gli hanno fatto il segno di nuovo di morte, gli hanno fatto vedere i coltelli e loro sono esasperati ormai da questa situazione, anche poi insomma anche i clienti hanno paura di entrare nel locale. Li hanno rincorsi fino a Piazza Borsa, non sono riusciti a prenderli, sono arrivati poi i carabinieri, la polizia che hanno redarguito poi fra l'altro proprio i parenti di Halil, della vittima, perché dicono non dovete farvi giustizia da voi, per dire noi cosa dobbiamo fare, chiamiamo i carabinieri, li fermano, facciamo le denunce, eppure questi tornano senza nessun tipo di problema. Una situazione difficile perché abbiamo visto anche che i clienti arrivano, hanno paura di entrare, guardano chi c'è, chi non c'è vicino, insomma la situazione è davvero insostenibile. Lui dice adesso si è allontanato perché sennò avremmo potuto di nuovo sentirlo, perché è andato a fare l'ennesima denuncia dai carabinieri, dalla polizia, e dice io spero che questa situazione si possa risolvere, però è stata un'escalation di aggressioni violente, arrivati addirittura con cocci di bottiglia che lo hanno tagliato, aveva dei punti in testa, un segno che è ben visibile sulla fronte, e anche i dipendenti sono preoccupati, hanno paura, ogni volta che entra qualcuno si guardano intorno, e lui dice io cosa devo fare ormai, più che denunciare, e siamo già alla 3ª denuncia, oggi è la 4ª denuncia alle forze dell'ordine, dice io spero che qualcosa si riesca a fare e che queste persone vengano fermate perché passano tranquillamente di qua mostrando i coltelli. Insomma una situazione difficilissima, Lina, come potrai aver capito, e come hai detto tu, in una zona fra l'altro che è già calda di per sé, questa qua di via Roma, dove lo sappiamo è stata sempre al centro di furti, di rapine, di aggressioni e di gente che purtroppo bivacca qua, come in questo caso, creando problemi poi ai commercianti e agli imprenditori. Situazione come vi dicevo difficile. Lui adesso si è
spostato, probabilmente è andata a fare insieme ad un amico l'ennesima denuncia, dice io ho bisogno di lavorare, ma soprattutto dice ho bisogno di sicurezza. Qua, insomma, se non hai domande, qua da via Roma, dal pub, dal kebab, qua è tutto. Se non hai domande, Lina, ti restituisco la linea. Grazie Daniela per questo aggiornamento, questo resoconto. Dunque l'ennesima denuncia, lo avete sentito, da parte di questo esercente. Grazie a Daniela Sizia e Nicola Marcato. Gli episodi purtroppo si susseguono, quelli di persone aggressive che davvero non si fermano davanti a nulla, anche di fronte alle forze dell'ordine. Andiamo a Padova perché un 32enne nigeriano si è reso protagonista di un grave episodio. Nessun posto nelle strutture sanitarie per l'esecuzione delle misure di sicurezza, le REMS, neppure per questo 32enne, appunto abbiamo detto, nigeriano, che all'alba del 16 dicembre ha seminato il panico con un'accetta in via Nancy a Padova. Lo ricorderete. A fermarlo la polizia era stata costretta per farlo a sparargli a una gamba. Il 32enne è stato giudicato totalmente incapace di intendere e di volere, è pericoloso per la società. Il giudice per le indagini preliminari ha stabilito che venga trasferito in una struttura sanitaria, ma non c'è posto, pensate. Allora il 32enne resta al Due Palazzi, sottoposto a una terapia farmacologica in carcere, ma anche queste situazioni di difficile soluzione, come in questo caso, faticano, lo avete sentito, a trovare uno sbocco. E questo appunto era l'episodio che vi abbiamo riferito. Andiamo a Tezze adesso, siamo nel Bassanese. Aggressione violenta e ancora senza un perché nella notte di Pasqua a un barista di Tezze sul Brenta, ha corso in difesa di un cliente nel plateatico del locale. Per l'uomo che oggi ha accusato un nuovo malore, 18 punti di sutura. Scene da arancia meccanica con un 50enne aggredito, il titolare del locale Caffè Madame di Via Nazionale a Belvedere di Tezze sul Brenta, pestato a sangue, tanto da aver rimediato 18 punti di sutura al volto, colto in queste ore da un nuovo malore dopo il violento trauma subito. Una notte di Pasqua da incubo, con scene di violenza mai viste. Tutto accade intorno alle 3 di domenica. Il titolare del caffè sta chiudendo il locale quando alcuni avventori gli chiedono aiuto. Fuori è in corso un pestaggio, originato, secondo una prima ricostruzione, dallo sguardo di un 50enne verso la ragazza di uno degli aggressori. Il titolare interviene in difesa del 50enne che era seduto al tavolino con la moglie e un figlio minorenne, ma le prende di santa ragione. Quando arrivano i carabinieri, degli aggressori non c'è più traccia, ma tutto sarebbe stato registrato dalle telecamere di videosorveglianza attualmente al vaglio degli investigatori. Sotto shock il titolare del locale, anche la compagna che ha sporto denuncia e sta cercando di lasciarsi alle spalle minuti lunghissimi che mai avrebbe immaginato di vivere. Allora, prima di continuare con la cronaca, un flash sull'home page del Corriere della Sera con questa immagine della salma di Papa Francesco che si trova a San Pietro, aspersa e incensata. Ora l'omaggio dei fedeli, migliaia in coda per l'accesso in Basilica. Quindi la salma del Pontefice, che è venuto a mancare il giorno di Pasquetta, si trova ora nella Basilica di San Pietro, lo avete visto, e inizierà il lento omaggio delle migliaia di fedeli che già si sono messi in coda, come avete visto, per omaggiare Papa Francesco, il cui ultimo saluto, lo sapete, i funerali si terranno sabato. Nelle prefetture di tutta Italia sono stati aperti invece dei registri delle condoglianze, e poi ne parleremo con la nostra Valentina Visentin da Padova, ma questo sta accadendo un po' dappertutto. Allora, blitz delle forze dell'ordine all'ex sede Telecom di via Carducci a Mestre, da tempo rifugio di sbandati, dove si è verificato di recente un grave episodio di abusi su una donna di 32 anni. Al momento dell'intervento all'interno dell'edificio sono state trovate 5 persone, ora saranno murati gli ingressi.
Sono le 7 di mattina quando comincia l'intervento interforze all'ex Telecom di via Carducci a Mestre. Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Locale e Guardia di Finanza entrano nell'enorme palazzo, diventato uno dei punti critici sul fronte della sicurezza in città. Un palazzo che si è trasformato negli anni in una sorta di inquietante residence, via via nascondiglio di sbandati, criminali, spacciatori e tossicodipendenti, senza tetto, clandestini. La 32enne recentemente ritrovata mezza nuda ad un angolo di strada, fuggita dagli abusi cui veniva sottoposta all'interno dell'edificio, per i quali è finito in manette un coetaneo tunisino, rappresenta uno dei casi più gravi, ma l'intervento di sgombero era stato comunque già programmato. La proprietà già da tempo doveva mettere in sicurezza strutturale, perché abbiamo visto che fino adesso quello che era stato fatto è servito momentaneamente a tamponare. Sono stati trovati 5 bivacchi, quindi non un numero così grande, 2 italiane dipendenti, tossicodipendenti, che sono state subito prese in carico dalla polizia locale per verificare anche se sono seguiti dagli operatori sociali, e mentre 3 stranieri regolari senza documenti li ha presi la questura e la polizia di Stato, e adesso faranno tutte le verifiche, eventualmente anche per un trasferimento a un CPR. Ora l'immobile sarà oggetto di un intervento strutturale anche in muratura, con l'intento di renderlo inaccessibile una volta per tutte, memori del fatto che le contromisure adottate le volte precedenti per impedirne l'accesso non si erano rivelate sufficientemente risolutive. Questa è una proprietà privata, è in capo a un fondo, sono nelle trattative per una vendita, anche perché questo è l'ultimo punto, diciamo, in centro da riqualificare. Ricordiamo via Puerio, che è stata riqualificata l'ex emeroteca, l'M9 che sta andando benissimo, e anche la piazzetta. La proprietà è massima collaborazione, quindi si sta spingendo insomma perché possa essere venduto e riqualificato. È una zona strategica e penso anche che per gli investitori possa essere veramente interessante. Pezzo chiuso. Tutti d'accordo a quanto pare a Mestre su questo sgombero, però le forze politiche su questo hanno visioni naturalmente differenti. Dal PD al collettivo Riprendiamoci la città, il comitato progetto comune, in diversi temono sia inutile di fatto, senza una politica di lungo termine per il recupero di Mestre. Senza visione, volontà politica e interventi concreti sulla città, blitz delle forze dell'ordine, inferriate rafforzate, infissi murati con mattoni possono non bastare. Lo afferma la segretaria del Partito Democratico di Venezia, Monica Sambo, commentando l'ennesimo sgombero dell'ex Telecom di via Carducci, sottolineando come anche altri luoghi di Mestre, come il Teatro Momo, stiano diventando focolai di degrado, bivacchi e consumo di sostanze, in un elenco sui buchi della città in cui spiccano l'ex Umberto I, l'ex Poste di Piazzale Donatori di Sangue. L'avvocato Matteo D'Angelo è tra coloro che promossero le manifestazioni Riprendiamoci la città. Lo sgombero è avvenuto a tragedia consumata, come sempre ormai sta accadendo a Mestre. Si pone rimedio quando c'è stato l'accoltellamento, c'è stato l'omicidio, c'è stata la violenza, non si previene mai, e questo è un disagio con cui noi di Venezia, noi mestrini, abbiamo a che fare ormai da troppo tempo. Si interviene sempre dopo. Intervenire prima vuole anche dire, secondo D'Angelo, avere un piano di riqualificazione che si inquadri in un progetto di lungo termine per Mestre. Non c'è una visione di lungo raggio, non c'è nemmeno una visione di breve raggio, perché vediamo le notizie, i cartelli di quando questi posti chiuderanno, di quando magari verranno abbattuti come per l'Umberto I, ma non abbiamo notizie alcune di cosa vorrà essere fatto. Il presidio dei ragazzi del laboratorio climatico Pandora dimostra che c'è un'istanza fervente della cittadinanza ad ottenere risposte, a avere di nuovo in uso questi spazi. Il laboratorio Pandora ha organizzato un presidio il sabato seguente la notizia della donna abusata all'interno dell'edificio. In quell'occasione la presidente del comitato progetto comune, Maria Laura Faccini, ha fatto una cosa che non aveva mai fatto nessuno: ha chiesto scusa ai giovani. Le scuse da parte di tutti gli adulti di questa città verso i giovani, i bambini, le donne, perché appunto in questi 30 anni Mestre si è involuta e progressivamente scivolata nel degrado, e nessun politico si è mai preso la responsabilità di non aver saputo trattenere qui moltissimi giovani che sono andati in altre città italiane o all'estero per mancanza di possibilità di trovare un lavoro che non fosse nel turismo, e nessun politico ha mai fatto veramente un vero disegno per il futuro di Mestre.
Così Mestre, ci spostiamo di poco a Venezia perché in Piazzale Roma sono comparse addirittura le guardie giurate per cercare di contenere il fenomeno dei borseggi. Ilaria Marchiori è in diretta dal posto con Simone Merlo, vedo insieme a lei la passionaria della lotta ai borseggiatori Monica Poli. Ilaria, buongiorno. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori, hai detto bene, qui insieme a noi c'è Monica Poli che si è detta molto soddisfatta da questa iniziativa che è stata intrapresa ovviamente in occasione sia delle festività pasquali che si sono appena concluse che anche dei prossimi ponti, ma si spera sia un'iniziativa che venga, diciamo che diventi comunque perenne, perché il problema dei borseggi alla fine lo sappiamo si acuisce in questi periodi ma poi dura tutto l'anno. Sì, esattamente, noi siamo molto felici di questa iniziativa, di questo controllo serale da parte delle guardie giurate, perché ormai lì davanti alle biglietterie era un continuo borseggi ai danni di persone anziane, di turisti e anche avevamo visto soprattutto che c'erano anche i truffatori di biglietti. Quindi ci auspichiamo che questo non sia un controllo solo per questo periodo, ma un controllo perenne, anche e soprattutto per gli operatori della CTV che molte volte sono entrati, diciamo, per contrastare questi borseggiatori e purtroppo abbiamo sentito le varie conseguenze, o uso spray peperoncino da parte di questi borseggiatori o aggressione verso questi. Ecco, ci auspichiamo anche che queste guardie giurate si possano mettere anche in altri pontili, magari anche qui in stazione, perché sappiamo benissimo che loro si spostano e quindi ringraziamo, perché per noi è... Ecco, infatti un messaggio che arriva, insomma, che possano essere un po' distribuite anche in altri luoghi dove questi borseggiatori agiscono spesso indisturbati, e infatti siamo venuti proprio qui perché poco fa Monica Poli ha visto dei borseggiatori che stavano proprio entrando in azione. Sì, esattamente, ci avevano chiamato da Rio Marin segnalandoci e noi prontamente abbiamo segnalato subito alle forze dell'ordine e c'erano due borseggiatori che poi, come ci hanno visto, sono fuggiti. Ecco, purtroppo loro ci sono sempre ma stanno cambiando strategia, ma come ci sono anche le forze dell'ordine in Borghese, perché li vediamo anche noi, però sappiamo benissimo che Venezia non è facile nel contrasto, nel prenderli. Ecco, ma in che modo stanno cambiando strategia? Hanno cambiato, si sono inoltrati dentro, cioè a parte la zona di San Marco, Calle Vallaresso, che lì ci sono le borseggiatrici, lì ad esempio gli uomini transitano, però in questo momento si sono messi all'interno di certe zone che prima rimanevano più davanti ai pontili, cioè cercano di minimizzarsi, anche perché sono irriconoscibili e soprattutto le donne ultimamente sono vestite in maniera... facciamo difficoltà anche noi. Ecco, si sono in qualche modo attrezzati, perché sapendo di essere riconosciuti in particolare anche dai membri dei cittadini non distratti e ovviamente anche dalle forze dell'ordine, cercano degli escamotage per poter agire indisturbati. Tra l'altro è appena passato un weekend di fuoco, ma qui la città ne attende altri due, quello del ponte del 25 aprile e poi del 1° maggio. Proprio oggi si riunirà a Cornerra il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza con il prefetto Darcopellos per decidere quali linee mettere in campo in questi 2 fine settimana di fuoco. In particolare si parlerà anche del 25 aprile, perché il prefetto ha fatto sapere che sarà una celebrazione, non una festa, visto il momento di lutto nazionale per la perdita di Papa Francesco, e quindi ha detto il prefetto: dovremo fare in modo di convivere con questo periodo di cordoglio con il ricordo della liberazione, che comunque resta un patrimonio
culturale italiano, e naturalmente quando si concluderà il comitato cercheremo di capire che cosa ne è emerso e ovviamente di renderlo di diffondere nei nostri telegiornali serali. Tra l'altro ricordiamo che proprio per Pasqua sono state istituite le zone rosse, vista la fase sperimentale che era andata molto bene con il carnevale, anche per Pasqua sia a Venezia che poi a Jesolo e Chioggia. Ringrazio Monica Poli, qui da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori e Simone Merlo, grazie a Monica Poli. Allora, prima di andare in pubblicità per qualche istante, un aggiornamento sulla vicenda di Elena Maraga, perché proprio ieri sera la sexy maestra finita nell'occhio del ciclone per la sua attività su OnlyFans, parliamo di una maestra di scuola dell'infanzia del Trevigiano, è stata ospite della trasmissione radiofonica La Zanzara di Radio 24, dove ha annunciato quanto ormai da tempo nell'aria l'asilo parrocchiale in cui lavorava fino a qualche mese fa, prima che esplodesse lo scandalo che l'ha travolta, le ha comunicato formalmente il licenziamento attraverso una raccomandata. C'è scritto licenziamento per giusta causa e che si è incrinato il rapporto di fiducia tra la scuola e il dipendente, ha detto. Maraga è tornata a difendere con forza la decisione di proseguire con la vendita di foto e video hot con cui guadagna, per sua stessa ammissione, come ha ribadito ieri sera, più denaro in un giorno di quanto guadagnerebbe in un mese di lavoro come educatrice di bimbi. La 29enne di Varago di Macerata ha annunciato che ricorrerà attraverso i suoi legali contro la decisione dell'asilo parrocchiale. Noi ci fermiamo allora per qualche istante, rimanete con noi, tra poco torneremo con tanti argomenti di cronaca e naturalmente con tutta la pagina dedicata a Papa Francesco. Eccoci di nuovo in diretta con la nostra prima edizione. Allora andiamo da Omar Costantini, che insieme ad Alessandro Fiermonte si trova a Palazzolo dello Stella. Siamo in provincia di Udine con i nostri colleghi di TV12 perché si è verificato un gravissimo fatto di cronaca, un'imbarcazione che è andata a fuoco, ha iniziato ad affondare, a bordo una coppia, marito grave in ospedale, la donna è purtroppo rimasta intrappolata. Omar, buongiorno, la linea a te. Sì, buongiorno, siamo esattamente in località Bronzan, in comune di Palazzolo dello Stella, dove il fiume Stella, praticamente lungo il suo percorso verso il mare, fa una sorta di doppia S e all'interno, proprio vedete laggiù in fondo, e ringrazio Alessandro Fiermonte, all'interno proprio laggiù c'è una tenuta agricola con all'interno una piccola marina proprio per diporto, per coloro che insomma vogliono portare le proprie barche. Ricordiamo che il fiume Stella è percorribile navigabile, scusate, usando un gergo tecnico, fino all'altezza circa 1,5 chilometri da dove ci troviamo noi, dove si trova il marinaretto. Poi da lì in su insomma non è più utilizzabile il percorso con barche diciamo tradizionali, ma con piccole pilottine. Torniamo alla cronaca. Cosa è successo? Intorno all'una è avvenuto questo incendio, questa barca di 12 metri, all'interno una coppia tedesca in vacanza sulla sessantina d'anni, in vacanza qui nell'Alto Adriatico, ha preso immediatamente fuoco, all'improvviso nel buio della notte insomma si è illuminato con questo grosso incendio, sono intervenuti sia la proprietaria che tutti gli altri diportisti per cercare di aiutare, l'uomo si è gettato in acqua, è stato recuperato e portato d'urgenza in volo a Udine, dove si trova ricoverato per le gravi ustioni. Non sarebbe, ripetiamo, non sarebbe in pericolo di vita, mentre purtroppo la donna è rimasta all'interno dell'imbarcazione che nel frattempo è affondata. I vigili del fuoco sono giunti con più squadre, hanno tentato in tutti i modi di poter intervenire, ma purtroppo insomma la situazione è questa. Il corpo è stato recuperato intorno alle 11:10 dal reparto sommozzatori specializzato dei vigili del fuoco di Trieste e portato a riva. Vi dico subito che noi siamo giunti praticamente in tempo zero, mentre purtroppo il corpo era proprio già quel che rimaneva, ripetiamo, del corpo. Da qui è stato poi caricato e portato all'obitorio della cella mortuaria dell'ospedale di Lattisana, dove verrà fatta, come si dice, l'autopsia di rito. Sappiamo soltanto che si tratta di una donna sulla sessantina d'anni, al momento non sono ancora state fornite le generalità
generalità perché i parenti non sono ancora stati allertati, ma grazie anche al lavoro interforze di polizia tra i carabinieri e i colleghi tedeschi stanno cercando di rintracciare i familiari per dare purtroppo questa triste e tragica notizia. La titolare chiaramente ci ha chiesto cortesemente di poter fare la diretta in esterna, anche lei è sotto shock, è stata come detto la prima quasi a intervenire, si è vista tutta questa situazione, potete solo che immaginare il tutto. Ripetiamo, purtroppo c'è una vittima, era stata data inizialmente per dispersa, ma alle 11:10 precise è stato recuperato in fondo allo Stella il corpo all'interno di quel che rimaneva della barca completamente divorata dalle fiamme, il corpo di questa signora 60 anni tedesca che voleva passare qualche giorno di vacanza qui nell'Alto Adriatico. Tra l'altro erano anche abitué della zona perché con la loro barca dimoravano parecchio quando erano qui nella zona di Lignano Grado, insomma avevano scelto questa zona tranquilla per passare la notte e poi ripartire con il loro mezzo. Purtroppo la tragedia si è consumata. Per il momento è tutto da Palazzolo dello Stella, ulteriori dettagli nel corso del telegiornale di questa sera. Grazie ad Omar Costantini e ad Alessandro Fiermonte in diretta, lo avete visto da Palazzolo dello Stella per questa tragedia davvero gravissima. Allora adesso un'altra diretta che ci riporta invece a Padova e apriamo con Valentina Visentin e Federico Cibotto la pagina dedicata, e Cristian Rocca Allende, la pagina dedicata a Papa Francesco, perché naturalmente c'è una mobilitazione anche in Veneto rispetto ai funerali che saranno celebrati sabato e in generale a tutte le iniziative legate al ricordo, alla commemorazione, al dolore, alla preghiera per la morte del pontefice. Valentina, aggiornaci su quello che sta accadendo, tra l'altro Padova luogo simbolo insomma della preghiera con la Basilica del Santo. Sì, buongiorno Lina, se ieri eravamo sul sagrato della Basilica del Santo per raccontare dei tanti pellegrini che ieri hanno voluto rivolgere una preghiera nella Basilica di Sant'Antonio, che è un luogo molto caro alla cristianità, oggi ci siamo spostati qui in prefettura dove è stato aperto da questa mattina alle 9 il registro delle condoglianze per tutta la cittadinanza che vuole lasciare un messaggio scritto di cordoglio per Papa Francesco. È un'iniziativa che riguarda tutte le prefetture d'Italia, ovviamente anche Padova si è attrezzata. Qui a Palazzo Santo Stefano, dove ci troviamo proprio all'ingresso, è stato preparato un banchetto con la foto di Papa Francesco e un quaderno per le firme, già alcune quelle che sono state fatte questa mattina, perché è stato tutto aperto alle 9, resterà aperto fino alle 19, quindi dalle 9 alle 19 di ogni giorno fino a sabato 26, la data dei funerali del Santo Padre a Roma. Ai funerali di Papa Francesco parteciperà per tutta la diocesi di Padova il vescovo Monsignor Claudio Cipolla, che ieri sera in una messa al Duomo ha confermato la sua partecipazione a nome di tutta la Chiesa padovana. C'è stata una messa ieri sera per Papa Francesco, ce ne sarà un'altra venerdì 25 nella Basilica del Santo con un rosario condotto dai frati della Basilica. Vi facciamo sentire, poi vi restituiamo la linea allo studio, le parole del rettore della Basilica di Sant'Antonio, Padre Antonio Ramina. La foto gigante di Papa Francesco sorride dall'altare della Basilica di Sant'Antonio. In tanti questa mattina si sono inginocchiati davanti a lui per una preghiera. Il volto del pontefice che aveva scelto il nome del poverello di Assisi accanto alla tomba di Sant'Antonio, uno dei santi più amati che nel suo percorso di fede aveva anche lui abbracciato la strada francescana ed era sempre stato vicino agli ultimi. Padre Antonio Ramina, rettore della Basilica, insieme ai frati prega per Francesco. Sapevamo che le condizioni di salute del Papa erano precarie, tuttavia non ci si aspettava una sua partenza per il cielo così veloce, dato che proprio domenica lo abbiamo visto in mezzo ai tanti pellegrini e ai tanti fedeli a cui voleva bene e ai quali ha voluto rivolgere il suo saluto, così come mi pare
commovente ed emblematico il fatto che l'ultimo suo messaggio sia stato proprio dedicato alla pace, all'anelito per la pace. Lo accogliamo come auspicio che ci regala ancora oggi Papa Francesco. Ricordatevi di pregare per me, diceva sempre Papa Francesco fin da quel 13 marzo 2013, quando si affacciò per la prima volta dal balcone di San Pietro, e le preghiere per il pontefice non mancheranno a Padova. Venerdì 25 aprile alle 21 si terrà nel santuario antoniano la preghiera per Papa Francesco alla vigilia dei funerali. La comunità del Santo ha invitato tutti i fedeli ad unirsi in preghiera con la recita del Santo Rosario. Lo pensiamo e lo desideriamo come nostro protettore dal cielo, gli chiediamo forse il coraggio di mettere in atto gli insegnamenti che ci ha regalato, più che con le parole, con la sua testimonianza di vita, quindi con l'affetto che lui dedicava sempre alle persone escluse, povere, accogliendole sempre con il sorriso, con grande bontà, ma anche con tutta la sua passione che dedicava alla cura per il creato. Credo che siano questi due dei tratti francescani più tipici che il suo insegnamento ci ha regalato e dei quali siamo chiamati a far tesoro: la cura per il povero, l'amore per la terra, per il creato. Un'eredità, quella di Papa Francesco, che lascia tutto il mondo, non solo ai cristiani. Aveva a cuore l'umano, la persona, al di là della sua appartenenza ecclesiale o meno, e forse anche il suo modo con cui ha vissuto il Vangelo, non tanto attraverso proclamazioni dottrinali, dogmatiche, ma proprio attraverso la vicinanza appassionata alle persone più bisognose. E sentiamo ora le voci dei fedeli che i nostri colleghi di Padova hanno raccolto, come citava la nostra Valentina Visentin, proprio sul sagrato della Basilica del Santo. Gesù non l'abbiamo conosciuto, ma è una persona che ce lo ricorda, e quindi secondo me non tutti i papi forse sono stati così umani, così dal buonasera, no? Così vicini alla gente comune, no? E quindi secondo me abbiamo bisogno di persone semplici come i bambini che arrivano a toccare i cuori delle persone meno semplici, ecco, che siamo poi noi alla fine. Mi era tanto simpatico questo Papa, che effettivamente a me è molto dispiaciuto, un Papa molto vicino alla gente, per cui effettivamente mi è tanto dispiaciuto. Qual è l'insegnamento che ha dato Papa Francesco, anche nel suo ultimo messaggio, quello di Pasqua? Sicuramente, come sempre, un'apertura a tutto il mondo, soprattutto ai più deboli, e, insomma, un messaggio di speranza, di unità per tutto il mondo, in questo mondo un po' colpito dalle guerre, dalla violenza. In un mondo di pazzi così, secondo me era l'esempio da seguire. Questo momento serve proprio uno come il Papa. Papa Francesco è stato un Papa veramente unico, bravo. Grazie. Papa Francesco, grazie. Il Papa del popolo, il Papa della gente, il Papa dei bambini, il Papa della socievole, era un uomo qualunque, e in mezzo alla gente è stato tanto amato da tutti i popoli. Non ha mai avuto paura di mostrare anche la sua sofferenza. La sua sofferenza è stata fino all'ultimo giorno in mezzo alla gente. Sono veramente dispiaciuto, veramente. Diremo senz'altro una preghiera. Si è speso fino all'ultimo, anche con il messaggio di Pasqua. Sì, è così fino alla fine. È stato generoso, la carità che lui ha sempre dimostrato di avere fino alla fine, veramente un Papa, un grande Papa. Il suo insegnamento, il suo insegnamento sulla pace, penso che ci resterà dentro, e mi spiace perché in questo momento secondo me avevamo bisogno di una persona come lui. Papa Francesco ha sempre chiesto pregate per me, oggi proprio una preghiera sarà dedicata a lui. Certo, oggi sì, sicuramente oggi una preghiera sarà dedicata a lui, e ci pensavo questa mattina a quando chiedeva sempre una preghiera per lui, sì. Un grande Papa è stato, di cuore, bellissimo, bello, lo portiamo nel cuore. Siamo venuti qua apposta per ringraziare Papa Francesco per tutto quello che ha fatto per tutti noi italiani, un Papa buono,
che è umile e che dava tanta serenità. Una preghiera nel senso che riesca a continuare il suo cammino attraverso i doni che può dare a chi lo invoca con cuore sincero, credo. Qual è il messaggio più importante che ci ha lasciato Papa Francesco? Ma forse la sua ricerca di una Chiesa portata a dimensione d'uomo, che forse è una dimensione la Chiesa aveva un po' nel tempo smarrito. Papa Francesco che chiudeva quasi sempre il dialogo con i suoi interlocutori chiedendo pregate per me, dunque anche queste parole hanno ancora più senso. Chi lo ha incontrato in appuntamenti annuali che erano diventati ormai immancabili è Gian Lorenzo Marinese, presidente di Nova Facility, che gestisce il centro di accoglienza all'ex caserme Serena a Dosson. Siamo in provincia di Treviso, siamo al confine col capoluogo ed è collegato al telefono. Gian Lorenzo, buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi telespettatori. Buongiorno, allora sappiamo che è rimasto profondamente colpito dalla morte di Papa Francesco non più tardi dello scorso autunno, aveva accompagnato una delegazione di migranti del centro di accoglienza di Treviso a incontrare il Papa con un reciproco scambio di doni e di un dialogo sempre aperto con i migranti, per il quale sappiamo Papa Francesco si era attirato anche a livello europeo e mondiale anche delle critiche. Cosa ne pensa? Ma si ricorda l'ultima volta che sono venuto in trasmissione da lei era proprio per raccontare questo viaggio, questa udienza che avevamo vissuto, questo momento d'incontro che avevamo avuto lo scorso settembre. Ecco, parlare di quello che il Santo Padre si era attivato per fare nel mondo, che è tantissimo e troppo grande per me. Io quello che posso dirvi è le emozioni che provavamo tutte le volte in cui siamo scesi da lui, l'emozione in cui nel primo momento in cui abbiamo iniziato a fare accoglienza, quando diedero fuoco ad un palazzo dove avevamo iniziato la nostra opera, ci arrivò una sua lettera e fu quella volta il primo viaggio di tanti, perché poi ne abbiamo fatti, mi sembra, 8 o 9 viaggi a trovarlo tutti gli anni con degli ospiti delle strutture. I momenti, quando lo incontravi, le sue mani, noi scendevamo pieni di bambini, no? Perché il nostro gruppo era sempre nutrito di bambini, e le sue mani erano piene di caramelle che donava, quindi un pensiero, una vicinanza per tutti, che poi è quello che ho sentito nelle interviste, nei brevi flash che sono andati in onda prima del mio collegamento. Era il Papa delle genti ed era il suo gregge, lui traeva energia e infondeva energia. Ricordo la prima volta in cui lo incontrai, rimasi senza parole e fu un'emozione grandissima che porterò per sempre nel cuore. E adesso preghiamo per lui, come era solito chiedere. Esatto, non è da tutti naturalmente anche questa predisposizione a dialogare con tutti, no? Gian Lorenzo, l'avevamo visto, adesso ci ricordava le caramelle a Venezia, l'abbiamo visto regalare i rosari ai bambini e anche nell'ultimo giro in piazza San Pietro ha voluto accarezzare e benedire i più piccoli. I rosari. Si ricorda, quello che le consegnai è proprio un rosario che ci diede lui al nostro gruppo, che era un rosario benedetto da lui. Avevo un pensiero per tutti, per i bambini le caramelle, per gli adulti il rosario, una parola, una pacca sulla spalla. L'ultima volta che l'ho visto, a differenza delle volte precedenti, si vedeva che era debole, era in carrozzina, c'era tanto sole, noi eravamo uno dei gruppi sul Sagrato che doveva fare l'incontro con lui. E abbiamo aspettato, mi sembra, circa un'ora prima che arrivasse a fare la foto con noi ed eravamo stanchi noi. E lui invece ha finito il giro, è arrivato da noi, ma ha fatto anche un'altra ora successiva per incontrare ogni gruppo. E così è stato il suo ultimo saluto, perché andare in piazza San Pietro con la papamobile, giusto 4 giorni fa, per poi uscire sul balcone del Palazzo Apostolico e benedire tutti, ecco, questo fa vedere che non pensava a se stesso ma agli altri. Senta, un'ultima domanda, Gian Lorenzo. Che impressione ha destato la morte del pontefice lì all'ex Serena? La grande differenza tra la nostra cultura
e delle culture straniere come quelle che noi accogliamo è che quando muore un cucciolo, quando muore un bambino, la vita va avanti ed è la selezione naturale, perché nei paesi di provenienza vi è un'enorme selezione naturale e quindi c'è una celebrazione molto più veloce, mentre quando muore un anziano è come se morisse una biblioteca, è un lutto vero che viene portato avanti per giorni e giorni. E poi come non raccontare la sofferenza di chi l'ha visto a settembre, l'incredulità che magari erano meno informati di noi su quelle che erano le condizioni di salute, e ricevere la notizia è uno shock. Grazie Gian Lorenzo Marinese, grazie di questa testimonianza e di questo ricordo, e a presto. Grazie a lei, arrivederci. Allora, un paio di flash prima di andare al prossimo servizio dedicato sempre alla morte di Papa Bergoglio. L'ANSA dà conto, allora sappiamo che ci sono delegazioni in partenza per Roma molto nutrite, a fianco al Patriarca, ma non solo. L'ANSA ci dà conto della delegazione in partenza da Vicenza per Roma, 850 giovani insieme al Vescovo Giuliano Brugnotto, in partenza appunto per un viaggio già programmato in precedenza per il Giubileo, che coincide invece con i funerali di Papa Francesco. Partiranno la mattina del 25 da vari luoghi della diocesi, circa 300 partiranno dal centro diocesano Onisto a Vicenza per arrivare nel primo pomeriggio a Roma, dove li attende un programma che era già stato stabilito. Dovevamo vivere un'esperienza di festa, e in parte sarà così, ha detto il Vescovo, perché dove ci sono giovani si crea sempre un clima gioioso. Chiaramente troveranno una Roma vestita a lutto per i funerali, per le esequie del Papa. Tra l'altro, a proposito del lutto, che sapete esserci, lutto nazionale, bandiera mezz'asta sulle facciate dei luoghi pubblici, minuto di silenzio chiesto nelle strutture pubbliche e nelle scuole in occasione dei funerali. Ecco, anche Confindustria Nord-Est ha chiesto un minuto di raccoglimento nelle aziende. La Presidente Paola Carron invita tutte le imprese associate nei territori di Padova, Treviso, Venezia e Rovigo a osservare un momento di raccoglimento tra oggi e sabato, data dei funerali del Santo Padre. Quindi anche il mondo produttivo, il mondo delle industrie si attiva. Allora, noi tra pochissimo ripartiremo parlando anche delle celebrazioni del 25 aprile e di quello che si svolge in particolare in provincia di Treviso. Allora regia, forse è il caso che diamo la pubblicità e poi ripartiamo da questo. Grazie. Di nuovo in diretta con la nostra prima edizione, ben trovati. Stavamo parlando di Papa Francesco e della grande mobilitazione naturalmente seguita non solo alla sua morte, ma anche messa in campo in vista dei funerali di sabato mattina alle 10 a Roma. Sono attese centinaia di migliaia di persone, poi vedremo anche la mobilitazione della nostra protezione civile. A precedere le esequie del Papa sarà una data molto importante, il 25 aprile, gli 80 anni della liberazione, con una serie di iniziative che nella Marca trevigiana coinvolgono molte realtà, in particolare l'Istresco, che è l'Istituto per la Storia della Resistenza. Saluto e ringrazio, la vedo collegata, la Presidente Chiara Scinni. Buongiorno Presidente, ben trovata. Con piacere. Eccola qui. Allora, una data importante, gli 80 anni della liberazione, ci sono diverse iniziative, proprio questa mattina tra l'altro il Comune di Treviso ha diffuso con una nota le varie tappe delle celebrazioni di venerdì. Per quanto riguarda l'Istresco, voi siete impegnati nel Festival della Libertà Ritrovata, con un appuntamento tra l'altro che vedo in programma anche oggi alle 17, che coinvolgerà anche gli studenti, è così?
Certo, difatti noi ci sentiamo in dovere di trasmettere tutto quello che noi abbiamo fatto per la Resistenza, perché l'Istresco è proprio l'istituto di storia iniziale per la Resistenza, poi si è aggiunto anche la società contemporanea. E proprio per questa centralità che per noi ha avuto la Resistenza nei nostri studi, nelle nostre ricerche, il nostro compito è anche quello di portarlo all'esterno. Ecco perché abbiamo coinvolto tantissime associazioni, istituzioni, fondazioni per creare questo festival, e in particolare il nostro interesse è quello rivolto agli studenti. Oggi per esempio c'è un'iniziativa molto significativa che è quella di podcast in musica. L'Istresco ha organizzato molti podcast su vari momenti della Resistenza, ma non solo su momenti, anche su personaggi della Resistenza, magari personaggi poco conosciuti e che si voleva portare all'esterno, creando questi podcast. Questi podcast poi sono diventati fonte di ispirazione per degli studenti che noi abbiamo coinvolto. Uno è questo gruppo di oggi del liceo musicale di Castelfranco, che accompagneranno brani tratti da questi podcast alla musica che loro si sono ispirati, che questi podcast hanno ispirato a questi giovani. Quindi è una cosa particolarmente innovativa. Poi ci sarà sempre oggi la presentazione di questo libro, che è proprio il libro che ha raccolto tutti i podcast in cartaceo, perché non tutti amano oppure sono così tecnologici da ascoltare i podcast. Ma visto che questi appunto raccolgono gli ultimi studi che l'Istresco ha fatto, abbiamo pensato di farne anche un libro. Altra cosa che segnalo, sempre rivolto che riguarda i giovani, è la mostra che c'è nella chiesa di San Gaetano. San Gaetano sono raccolte 3 mostre, una dei manifesti della collezione Salce riguardanti il 25 aprile subito di quell'anno, quelli prodotti immediatamente dopo il giorno della liberazione. Il giorno della liberazione che a me preme ricordare che è il 29 aprile, perché purtroppo ancora tanti trevigiani pensano che anche Treviso sia stata liberata il 25. No, il 25 è una data convenzionale, ecco perché quello che ha dato è stato da Milano è partito l'ordine dell'insurrezione. Da parte di Sandro Pertini, no? Sì, proprio da parte di Sandro Pertini, e quindi, però per esempio Genova si era già liberata, altre città del nord si sono liberate nei giorni successivi, Treviso è il 29. Ecco, quindi a San Gaetano c'è la mostra dei manifesti Salce, la mostra molto originale di manifesti murali affissi nelle strade di Treviso a partire dal 29 mattina, quando è apparso il manifesto firmato dall'avvocato Leopoldo Ramanzini, che è stato il primo prefetto designato dal CLN e quindi che viene ricordato come il prefetto della liberazione. Accanto a queste 2 mostre ce n'è una terza, che è quella dei ragazzi dell'Engim Turazza, che hanno interpretato a loro modo, con gli occhi e con la sensibilità dei ragazzi di adesso, i famosi podcast che l'Istresco ha prodotto. Quindi già dall'installazione, che è tutta una serie di cubi rotanti, ecco, è originale, e io invito un po' tutti a vedere come la sensibilità dei giovani di adesso ha dialogato con i fatti di 80 anni fa. Senta, tra l'altro, e chiederei alla regia di prepararlo, noi abbiamo realizzato un servizio nei giorni scorsi su una comitiva che abbiamo incontrato proprio in città, che stava visitando i luoghi simbolo della liberazione di Treviso. Vediamola e poi commentiamo. Tra
le tante comitive che in questi giorni affollano la città di Treviso, ne abbiamo intercettata una impegnata in un tour attraverso i luoghi della memoria della città, in particolare quelli legati alla resistenza, all'antifascismo e alla Seconda Guerra Mondiale. Una passeggiata che si inserisce nel Festival della Libertà Ritrovata in occasione degli 80 anni della liberazione dal nazifascismo, che a Treviso avvenne non il 25 aprile, ma qualche giorno dopo, il 29 aprile del 1945. Luoghi della memoria spesso sconosciuti ai più, legati a quei giorni. Per esempio le sedi della 20ª Brigata Nera, le sedi dei fascisti e dei tedeschi in Treviso, e anche invece le sedi del Comitato di Liberazione Nazionale, i monumenti, le lapidi a caduti o altro della guerra di liberazione. Siamo partiti dalla piazza dell'Università, dove c'è una lapide che ricorda 3 partigiani uccisi a pochi giorni dalla liberazione, gettati nel Sile, e la lapide dice che l'acqua del Sile, come lacrime, li restituì alla nostra città. Un percorso della memoria che tornerà sotto forma di biciclettata sui luoghi della Resistenza fuori le mura della città, sabato 26, partendo da Monigo. È un percorso di una 15ina di chilometri che tocca punti sconosciuti ai più. Per esempio la casa dove si riuniva il Comitato di Liberazione di Treviso e dove la sera del 28 partì il Comitato di Liberazione per arrivare alla presa della città del 29, e ci era piaciuto molto perché partì in bicicletta il Comitato di Liberazione Nazionale, come allora si faceva, e noi lo ricorderemo con questo giro in bicicletta. Insomma, l'avete declinato in molti modi questo anniversario. Certo. Sì, difatti è stato proprio questo quello che abbiamo voluto quando abbiamo fatto l'offerta a molte associazioni di Treviso, per dire: vi unite a noi per celebrare in maniera più possibile, ampia, questa. Tutti hanno risposto con entusiasmo e con spirito collaborativo. Infatti è stata una bellissima esperienza, proprio perché abbiamo lavorato assieme con 16 tra istituzioni, a partire dalla collezione Salce, Fondazione Benetton, Fondazione Mazzotti e altre varie associazioni, e quindi lavorare assieme è anche quello un simbolo che noi abbiamo voluto dare, perché si ricorda assieme questo momento che è stato fondamentale. E la passeggiata che voi avete fatto vedere di sabato e la biciclettata di sabato prossimo, fatta dall'ANPI e da Lega Ambiente e dalla FIAB, sono proprio l'esempio di come è stato declinato questa data del 25 aprile per tante sensibilità diverse, perché ci sono le mostre, domani ci sarà un convegno prettamente storico, ci sono i concerti, ci sono queste altre manifestazioni più, diciamo, aperte anche a un pubblico anche di bambini, perché c'erano anche dei bambini che con i genitori avevano fatto questa passeggiata per Treviso, passeggiata che aveva tante tappe e ogni tappa aveva una storia, aveva un significato. Senta Presidente, io la domanda gliela devo fare per forza. Avrà visto questa polemica sulla sobrietà delle cerimonie per celebrare il 25 aprile, polemica che insomma è subito balzata alle cronache nazionali. Cosa ne pensa? Per noi è come se non fosse stato detto nulla, perché noi abbiamo il nostro programma e per noi non penso che sia assolutamente sminuire la figura di Papa Francesco, che molti di noi sentono proprio vicino, perché molte delle sue cose, dell'essere vicini agli ultimi, ad avere sensibilità per l'ambiente e per la pace, diciamo, sono tutti messaggi che il Papa ha
mandato, in questi suoi anni di pontificato, che hanno trovato che hanno coinvolto molti laici come il nostro istituto, che è laico. Quindi io non penso che assolutamente sia mancare di rispetto al Papa se noi continuiamo a fare il nostro programma. Noi ieri l'abbiamo ricordato il Papa Francesco, perché appunto lo sentiamo una persona con la quale era possibile dialogare, pur magari da posizioni diverse. Quindi questa sobrietà sì, mi è un po' difficile tradurla poi nella pratica, perché non penso proprio che Papa Francesco avrebbe accettato che per ricordarlo, questa data altrettanto importante, che è quella della libertà ritrovata per l'Italia, venisse oscurata. Senta, ma secondo lei è stato fatto un po' apposta, ecco, questa raccomandazione, oppure è scappata al ministro? Ma non voglio interpretare il pensiero degli altri. Io appunto ho espresso la mia opinione che questa cosa si deve, ed è importantissimo farlo, perché proprio mi ricordo anche di Papa Francesco che parlava della pace, quindi di non insistere eccessivamente con le armi. Ecco, questo era anche un suo messaggio, interpretare anche un suo messaggio, un messaggio di libertà per tutti quanti. Certamente. Mi scusi, ma la lasciamo l'influenza. Mamma mia, grazie invece allora di essere stata con noi, Presidente Scini. La lasciamo bere un bicchiere d'acqua. Grazie infinite e buona prosecuzione del festival. Grazie a voi, arrivederci. Arrivederci, grazie. Allora noi torniamo su Papa Francesco. Abbiamo detto, la Protezione Civile del Veneto è allertata per garantire supporto in occasione delle esequie. La richiesta arrivata da Roma prevede l'impiego di circa 30 volontari fino al 27 di aprile e di un funzionario con compiti di coordinamento. E la Regione ha dichiarato il lutto regionale. Ma direi che il minimo per un Papa che peraltro è stato vicino alla nostra regione, un Papa Francesco, che ha fatto 2 visite pastorali nello stesso anno, una a Verona e poi una a Venezia. È un Papa che noi abbiamo vissuto da vicino, un Papa che ha saputo parlare anche di problemi della nostra gente, dei nostri territori. Penso a quell'incontro che fece alla Basilica della Salute con i giovani durante la visita pastorale a Venezia, parlando della fragilità della nostra città di Venezia. E aveva avuto modo di parlarci poi in quelle 2 occasioni. Ma sì, ma poi l'ho incontrato anche in Vaticano, quindi a Roma. È una persona simpatica, è molto alla mano, è concreta, senza tanti giri di parole, pronto anche alla battuta se serviva. È uno di noi, potremmo dire, cioè non si dovrebbe dire che il Papa è uno di noi, però il Papa era sicuramente un Papa del popolo. Se prima abbiamo ricordato come fosse il Papa degli ultimi, in effetti la visita a Venezia era cominciata dal carcere femminile della Giudecca, però volevo ricordare anche l'Arena di Pace, l'Arena di Verona. Al funerale che si sarà celebrato sabato ci sarà il Presidente Trump, ci sarà Zelensky, ci sarà von der Leyen. Io le chiedo come questo messaggio del Papa potrebbe magari aiutare che finalmente si arrivi a un cessate il fuoco in Ucraina come sulla striscia di Gaza. La prima immagine che mi viene in mente è Papa Francesco che prega in piazza San Pietro da solo il 27 marzo del 2020 in pieno lockdown, dando un messaggio all'umanità di resistenza e di resilienza. Vedo Papa Francesco che lancia la corona d'alloro in Mediterraneo pensando agli immigrati che hanno perso la vita, che è lo stesso Papa Francesco che lava i piedi durante la Pasqua agli immigrati. Vedo Papa Francesco che si batte per la pace, e quindi penso che questi grandi della terra, da Trump in giù, che si daranno, si incontreranno proprio durante il suo funerale, possano fare una grande cosa per onorare la sua memoria, cioè chiudere la guerra, chiudere le guerre.
5 giorni, lo abbiamo detto, di lutto nazionale a Treviso. Il sindaco e presidente di ANCI Veneto Mario Conte ha invitato i colleghi a issare le bandiere a lutto, a listare le bandiere a lutto nei comuni. La comunità della Marca trevigiana stessa si è stretta nel dolore, con Don Adelino, parroco di Santa Maria del Rovere, che invita a sua volta alla preghiera per raccogliere gli insegnamenti, lo avete sentito anche dalle parole del presidente Zaia, di Papa Bergoglio e trasformarli poi nel concreto in segnali di speranza. Si abbassano le bandiere, cala il silenzio nelle città. 5 giorni di lutto in Italia per la morte di Jorge Mario Bergoglio, Papa Francesco, il Papa di tutti, il Papa degli ultimi. Il Vescovo di Roma venuto dalla fine del mondo. Si era presentato così dalla terrazza di San Pietro un buonasera, fratelli e sorelle, che per tutti è stato l'inizio di un sodalizio di vicinanza e all'uomo che ha portato la Chiesa nelle periferie umane e cittadine. In Veneto è il presidente ANCI Mario Conte a invitare i colleghi a esporre le bandiere in segno di lutto. È un momento delicato per tutti noi e quindi era il minimo che potevamo fare. L'appello che faccio, oltre a mettere le bandiere a mezz'asta, è quello di far nostri gli insegnamenti di Papa Francesco. Le immagini diffuse dal Vaticano mostrano un viso sereno ma segnato dall'ictus e da mesi di malattie e sofferenza, citata nel suo ultimo scritto, dove si legge: la sofferenza si è fatta presente nell'ultima parte della mia vita, l'ho offerta al Signore per la pace nel mondo e la fratellanza tra i popoli. E la comunità trevigiana si stringe attorno al pontefice defunto, forte e sentita la presenza alla preghiera celebrata al Duomo dal vescovo Michele Tomasi. Le telefonate che ho preso in questi giorni sono state moltissime e non avevo ancora chiaro quanto grande fosse l'affetto e come lui fosse un testimone vero di Gesù presso la gente. Quello che mi fa riflettere è questo oceano di persone semplici, proprio semplici, che si sono identificate, che si identificano con questo uomo. Un'eredità che è fatta di parole ma anche di gesti e che Papa Francesco ha seminato nei suoi 12 anni di pontificato. Sono semi molto semplici che solo nel silenzio e nella semplicità si riescono a scorgere. E Papa Francesco aveva questa grande dote di riuscire a coniugare il Vangelo con la storia. Lui ha cercato di raccontare oggi chi è Gesù e qual è la speranza che lui ha immesso nel mondo e quello che dobbiamo essere per essere suoi testimoni. Intanto la diocesi di Treviso ha diramato delle indicazioni liturgiche durante la sede vacante. A Santa Maria del Rovere il parroco invita a trasformare il dolore in speranza. Cercheremo di pregare con più intensità, cercando di cogliere la testimonianza e la profezia che lui ci ha lasciato. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, il Figlio, Spirito Santo. Amen. E com'era la cosa? Grazie, grazie. Di Papa Francesco naturalmente continueremo a parlare nei telegiornali e poi a raccontare queste giornate cariche di emozione. In chiusura, prima di concludere questa nostra prima edizione, passiamo alla politica e andiamo a sentire Roberto Marcato, il leghista Roberto Marcato, che è anche assessore regionale, che oggi da Padova è tornato a parlare di elezioni regionali con un centrodestra che si avvia, a quanto pare, a quanto dice, a un'intesa sul nome di Alberto Stefani per la candidatura alla presidenza della regione e al dopo Zaia. Sentiamolo. Dopo lo stop della consulta al terzo mandato per il governatore Zaia, ormai, anche se il condizionale è ancora d'obbligo, nei palazzi romani il nome del segretario regionale Alberto Stefani sembra quello più papabile per sostituire Luca Zaia alla guida della Regione Veneto e quindi il candidato del centrodestra. Anche Fratelli d'Italia si è convinto. Sì, sono rumors e vedremo. Quello che a me spaventa è l'ipotesi che leggiamo oggi
sui giornali e che ci sarebbe in cambio della candidatura di Alberto Stefani le candidature dei comuni capoluogo di Venezia, Padova e Verona. Se questo fosse vero sarebbe demenziale, cioè, lo dico in maniera chiara e netta, e sarebbe demenziale perché rinunciare a priori a territori così importanti e anche storicamente per la Lega così importanti, tra l'altro rinunciando senza coinvolgere il territorio. Insomma, io vorrei sperare che, insomma, un briciolo di leghismo ci sia ancora nella Lega, e quindi che immagino che a decidere le candidature di Padova, di Verona, di Vicenza, di qualsiasi altro comune siano i territori, non sia sicuramente una regia romana, perché sarebbe davvero inaccettabile. Dopodiché noi non dobbiamo preoccuparci di garantire un nome, noi dobbiamo preoccuparci di garantire un futuro al Veneto e ai veneti. Arriviamo da un'esperienza di Luca Zaia e dei suoi collaboratori, perché non è stato Luca Zaia, appunto. Luca Zaia ha avuto una squadra importante che abbiamo gestito il Veneto con grande passione e con grande competenza. Ecco, bisogna garantire questo. Lo farà Alberto Stefani, lo farà un altro, lo farà un'altra, lo vedremo. L'importante è garantire questo, e per quanto mi riguarda l'importante è che il candidato o la candidata siano della Lega, punto, senza condizioni territoriali. Deve essere quindi una figura che all'interno della Lega abbia uno spessore, un'importanza, quella insomma da destinare a candidato della Regione Veneto. Viviamo in un momento storico complicato, molto complicato. Ci sono tensioni internazionali che riverberano, ahimè, anche nei nostri territori negativamente. L'economia è asfittica. Festeggiamo perché siamo al più 0,6% come paese di crescita del PIL, che praticamente è zero. Quindi insomma è molto complicato, servono candidature autorevoli sia del Presidente che dei consiglieri, candidature autorevoli, in grado di essere un valore aggiunto rispetto al valore del partito in quanto tale. Per cui insomma io voglio sperare che la candidatura che arriverà in Veneto sia la migliore per i veneti, non per le nomenclature romane, di cui non mi interessa assolutamente nulla. Ci sono però, diciamo, come in una bilancia ideale, ci sono dei pesi da spostare per garantire l'equilibrio nei rapporti di maggioranza tra Lega e Fratelli d'Italia. Quindi, insomma, delle considerazioni vanno fatte. Se il nome del candidato governatore è leghista, ci saranno ovviamente anche dei nomi di Fratelli d'Italia importanti nella squadra di governo, ma anche, insomma, guardando anche fuori regione, ci sono degli equilibri da mantenere in questa bilancia della maggioranza. Sì, io so che esistono queste liturgie e ci mancherebbe, faccio politica da qualche giorno, insomma, quindi le conosco. Però oggi stiamo vivendo in un momento storico davvero particolare, dove che io credo che anche queste dinamiche che appartengono al passato, al secolo scorso, e che avevano un grande valore negli anni scorsi, oggi siano venute meno. Cioè non è che tu devi decidere chi governerà il Veneto in base a un rapporto alchemico fra le forze che compongono, no, tu devi scegliere la persona migliore. Cioè il candidato del Veneto deve essere la persona migliore, il candidato per il comune di Padova deve essere il candidato migliore per i padovani, così per Vicenza, così per qualsiasi altro territorio. Immaginare che ci sia una sorta di cupola romana, no? Fatta di parrucconi, che si mette là e, prescindendo dai territori, in base al manuale Cencelli decide chi fa cosa, non è più tempo. Va a votare il 40% degli aventi diritto. La politica non interessa più a nessuno, c'è disaffezione, mancano leadership vere, manca la passione, manca la trasmissione di coraggio, di visione del mondo. Di questo abbiamo bisogno. Se continuiamo a parlare e a dire che bisogna mettere questo perché questo è più vicino a quest'altro,
no, non ne usciamo vivi, cioè, la gente ce lo sta dicendo, noi non vogliamo più saperne queste cose qua, noi vogliamo che siano fatte scelte che interessano a me, al mio futuro, al futuro dell'anziano che avrà bisogno di aiuto, ai giovani che vanno a lavorare all'estero, che dobbiamo invece dare un futuro qua, a un sistema sociosanitario che sia universale, a un'economia che corrisponda alle aspettative dei cittadini. Di questo dobbiamo parlare. Se continuiamo a fare queste robette qua da medioevo della politica, allora qualcuno se ne assumerà la responsabilità. Sempre schietto Roberto Marcato quando parla di politica e di elezioni regionali in particolare. Andiamo prima di chiudere a vedere le immagini della grande festa ieri al Palaverde, dove le Pantere dell'Imocco Conegliano hanno battuto Milano anche in gara 3 delle finali scudetto del campionato di volley femminile, conquistando l'8° tricolore della loro storia, il 7° consecutivo. 3-0 il risultato finale della partita, un dominio che le ragazze di coach Santarelli hanno mantenuto per tutta la serie, dimostrando ancora una volta di non avere rivali, e chiederei gentilmente alla regia di mostrare la bella foto delle campionesse d'Italia con un bel 8 al posto della O, lo vedete nel sito proprio dell'Imocco Volley. Noi chiudiamo qui questa edizione della nostra prima edizione. Io ringrazio in regia Alessandro Granziera e Tommaso Migot. Vi ricordo dopo di noi il documentario Borgo Italia e dalle 14:38 il cinema con il film tedesco Il segreto del suo volto. È tutto, grazie per averci seguito e come sempre vi rimando ai telegiornali di questa sera. Un buon pomeriggio, arrivederci.